Buongiorno Sicilia, alle 7:26 di venerdì 19 maggio con Michele Cucuzza ed Angelo Gagliano. Allora, oggi parleremo dei disturbi dell'alimentazione che purtroppo sono sempre più diffusi tra i nostri ragazzi. Poi andremo alla festa dello sport universitario in corso a Catania. Ci rifaremo gli occhi con i pupi della nostra terra, ma prima di tutto la cronaca, una storia davvero impressionante, un ragazzo di 11 anni che colpisce a coltellate un altro giovane di 14 anni che lo tormentava, il bullo. È successo a Palermo. Dell'accoltellamento di un 14enne da parte di un compagno di scuola undicenne avvenuto nel pomeriggio a Palermo, in via del Vespro, in un quartiere popolare vicino al Policlinico Universitario. Il ragazzino di 11 anni, come emerge dalle prime ricostruzioni dei carabinieri coordinati dalla Procura dei minori del capoluogo, avrebbe agito per difendersi dall'ennesimo episodio di bullismo subito. Sembra questa la pista privilegiata, ma le indagini sono ancora in una fase iniziale. Il 14enne colpito è arrivato al pronto soccorso all'ospedale civico accompagnato dal nonno e da alcuni parenti, con diverse ferite da taglio alle mani, alle braccia e al torace. Uno dei fendenti gli ha bucato un polmone. L'equipe del primario dell'ospedale ha stabilizzato il 14enne, che ora è ricoverato in area critica, ma non è fortunatamente in pericolo di vita. I carabinieri attendono che le sue condizioni migliorino per sentirlo, ma nel frattempo hanno interrogato alcuni testimoni che avrebbero assistito all'aggressione. L'accoltellamento, a quanto pare, sarebbe avvenuto fuori dalla scuola Quasimodo, l'istituto che i due ragazzi frequentano. Il ministro della Sanità Schillaci è stato a Catania e ha risposto alle domande relative ai diversi problemi che riguardano la salute pubblica nella nostra città e nella nostra regione. Se i cittadini vanno negli ospedali, vuol dire che negli ospedali trovano risposta alle loro esigenze di salute, tra luci ed ombre. Cercare di decongestionare l'afflusso dei pazienti nei pronto soccorsi ovviamente è il primo aspetto al quale stiamo dando seguito. Il ministro della Salute Orazio Schillaci in visita a Catania difende la sanità pubblica, gode a suo parere della fiducia dei cittadini, poi però ammette che ci sono troppe diseguaglianze tra le regioni e che la medicina territoriale ha mostrato tutte le sue fragilità durante la pandemia ed occorre rafforzarla. Una buona opportunità è costituita dai fondi del PNRR. Ci sono fondi anche e soprattutto per la digitalizzazione della medicina e per la telemedicina, che io credo possa rappresentare veramente un cambio di marcia per far sì che ci siano meno disparità non solo tra regioni e regioni ma anche tra comuni e comuni. Qual è la ricetta del ministro per azzerare le liste di attesa? Per ottenere una prestazione specialistica si deve attendere mesi, talvolta perfino un anno. Credo che a breve incontreremo i presidenti delle regioni per discutere proprio di questo, delle liste d'attesa. Io credo che nelle liste d'attesa, come ho già detto e ribadito, debbano essere messe tutte le prestazioni che sono fruibili per i cittadini, sia da parte delle strutture pubbliche che da parte delle strutture private convenzionate. E poi c'è la carenza di medici ed infermieri. Molti specialisti trovano economicamente più conveniente lavorare in strutture private piuttosto che nelle corsie di un ospedale. Stiamo cercando di rendere più attrattive alcune specialità, siamo intervenuti nel recente decreto legge 34 sui pronto soccorsi e sulle emergenze, facendo sì che chi lavora nel pronto soccorso e nell'emergenza abbia un'indennità maggiore e poi abbia anche sia stato riconosciuto come lavoro usurante. Stiamo lavorando per far sì che alcune specializzazioni che oggi sono poco scelte dai laureati in medicina divengano più attrattive. Per gli infermieri c'è un reale problema di carenza, stiamo vedendo di avere dei percorsi di formazione più brevi per gli infermieri ed eventualmente cercare di trovare qualche nazione estera dove gli infermieri sono formati bene per magari nel prossimo futuro poter fare degli accordi per averli a lavorare in Italia. Il ministro apre uno spiraglio sul futuro della cardiochirurgia pediatrica dell'ospedale di Taormina. Troveremo sicuramente una soluzione nell'interesse essenzialmente poi dei pazienti e dei piccoli pazienti. Schillaci ha conosciuto la mamma che ha dato alla luce una bimba nell'estate dello scorso anno con il primo parto in Italia avvenuto dopo un trapianto di utero. Un percorso realizzato al centro trapianti del Policlinico in stretta collaborazione con la ginecologia del Cannizzaro.
Così il Ministro della Salute Schillaci in visita a Catania, rimaniamo in Sicilia con la rassegna stampa, Angelo. Benissimo, grazie Michele. Rassegna stampa che cominciamo con la prima pagina del quotidiano La Sicilia. Non ci sono buone notizie, bollette, stangata su enti e imprese. I sindaci sono pronti a spegnere la luce, la Sicilia beffata sul mercato di salvaguardia. E approfondiremo questa notizia perché la situazione è davvero complicata. E poi si parla anche di infrastrutture, SOS dell'ANCE alla Regione, rimoduli tutti i fondi dell'Unione Europea, 10 miliardi su assi strategici. E poi a proposito di meteo, di quanto è avvenuto in Emilia, l'incubo adesso arriva in Sicilia. Sale a 13 intanto il numero dei morti in Emilia Romagna, un nuovo ciclone punta sul sud, sono attese piogge, fortissime piogge nel weekend e quindi E l'Etna com'è lì? L'Etna si è risvegliata, ieri c'è stata un'allerta rossa per attività esplosiva, ma in serata intorno alle 23 l'INGV ha comunque ridotto questa allerta che dunque adesso è passata ad una fase diversa a giallo e quindi diciamo che la situazione è più tranquilla e rientrata. E poi ci sono stati attimi di paura ieri in Vaticano perché c'è stato un tentativo di forzare il varco, ci sono state anche degli spari contro l'auto e c'è stato un fermo. Ma cos'era, un attentato? No, era un fuori di testa. È uno che ogni tanto fanno dei numeri. Esatto, poi c'è il processo a Catania, Sicula Trasporti, chiesti 10 anni per il remida delle discariche. Questo sulla prima pagina, ma a proposito di quello che dicevamo della stangata sulle bollette, i comuni siciliani, abbiamo già visto, sono pronti a staccare l'illuminazione. Il caro energia riguarda il mercato di salvaguardia e non si sblocca il salasso, 202 euro in più a megawattora per pubbliche amministrazioni e imprese. E c'è il caso dell'Ars, una situazione insostenibile per i comuni siciliani e vedete come la Sicilia in questa cartina che viene disegnata, la salvaguardia 2023-2024, la Sicilia è in rosso e rischiamo davvero di rimanere al buio, diciamo così fra virgolette, perché c'è una protesta particolare. L'ARERA, che è questa agenzia, no, che stabilisce e fissa i prezzi, c'è l'SOS dei sindaci, dicono l'ARERA non si degna di riceverci, a rischio tutti i servizi essenziali, un sovraccosto di 200 milioni, la situazione è fuori controllo e quindi va attenzionato questo problema in vista anche dell'estate. Parlavamo del meteo e dicevamo che l'incubo si sposta al sud, anche la Sicilia è nel mirino, il ciclone meno intenso è in arrivo dall'Algeria, quindi si sta formando tra l'Africa e il canale di Sicilia. La situazione nel fine settimana ci potrebbe portare, anzi porterà sicuramente a un nuovo peggioramento delle condizioni. Comunque tra poco più di qualche minuto trasmetteremo il meteo della mattinata, quindi avrete le notizie aggiornate. Poi abbiamo sentito le parole del Ministro per la Salute, che ha parlato anche del centro cardiologico pediatrico a Taormina. Si va verso la proroga della convenzione con Roma dopo l'incontro fra l'ASP, la Fondazione Ospedale Bambino Gesù e l'assessorato regionale alla salute. Si attende adesso il via libera del Ministero. Abbiamo visto che il Ministro ha dato questa sua disponibilità, questa apertura. Sarebbe una grave perdita se non dovesse essere rinnovata questa convenzione. Attenzione perché ci avviamo verso il 23 di maggio, che è una data nefasta, l'attentato in cui morì il giudice Falcone. Definita la commissione antimafia, nascerà proprio nell'anniversario di Falcone, c'è accordo su Colosimo malgrado la polemica sui rapporti con un estremista dei Nari. Alla Presidenza quindi. Alla Presidenza, sì, questa è la situazione. Poi per la politica è una nota a margine: Renzi allo strappo, se Calenda pensa che io sia un mostro, amici come prima. Insomma, la situazione fra i due ormai è più che definita. Andiamo invece a vedere la prima di Repubblica Palermo.
un mare di brutture pubblica, mappa delle coste siciliane che sono aggredite dagli abusi. Non ci sono solo i solarium, uno di questi, quello delle Egadi, gli scempi dilagano, il comandante della Capitaneria di Porto di Trapani, noi lottiamo, la regione dice no. Ponteggi e rottami arrugginiti da Capaci fino a Ragusa, tutte le coste siciliane sono prese d'assalto da ecomostri più o meno, diciamo, possibili da accettare. Bisogna vedere poi qual è il compromesso. Sei un bullo, mi vendico, avete visto e avete sentito poco fa il servizio, a 11 anni accoltella il compagno. Questo a Palermo. Sì, e poi l'indagine che continua sempre nel capoluogo siciliano, 3 insegnanti contro la preside dello Zen, ci minacciava. Ritorniamo a parlare della preside che è stata arrestata. Poi si parla anche delle amministrative, perché sono in arrivo in Sicilia i big della politica nazionale, Meloni, Schlein e anche Conte, mentre c'è un'intervista nelle pagine interne al sindaco di Palermo. La Galla dice sì alle nozze arcobaleno, ma non posso registrare i figli. Questa è la posizione del sindaco. A proposito di quello che abbiamo già detto, a 11 anni ha accoltellato il compagno bullo, era un inferno, nessuno mi ascoltava. Il raid, come abbiamo già detto, fuori dalla scuola, un 14enne ricoverato adesso al civico, non è in pericolo di vita, ma certamente un campanello d'allarme che va evidenziato, che va anche affrontato, direi. E ancora, dalle pagine dei quotidiani siciliani, adesso siamo sul Giornale di Sicilia, perché ha una notizia che riguarda la città di Palermo, in particolare furti nei negozi e una vera emergenza. In un solo giorno messi a segno ben 5 colpi in diverse zone della città e sono stati presi di mira le griffe di lusso come Louis Vuitton, 2 bar, una tabaccheria e anche un'antica falegnameria. Significa che quindi molto variegato, diciamo, soprattutto diffuso. Gli obiettivi. A Palermo sta dilagando la tecnica criminale della spaccata. In un caso il danno è stato di almeno 3.000 euro, come mai il bottino di appena 50. Insomma, diciamo che si prova con l'autoariete a sfondare le vetrine e poi si cerca di fare, insomma, di arraffare tutto quello che è possibile arraffare. E poi parla anche Confcommercio a proposito di quanto stiamo dicendo, le nostre telecamere collegate con la polizia. Che è una strada per prevenire questo problema. In qualche modo, insomma, si cerca di essere presenti sul territorio dove non è possibile sempre avere la volante, insomma, gli uomini sul posto. E poi un allarme, perché negli assessorati mancano i dirigenti, funzionari promossi ma solo a tempo. La scelta della giunta Schifani però potrebbe riguardare solo poche persone. La Regione infatti può sfruttare un budget di appena 500.000 euro l'anno. Abbiamo già detto dell'emergenza rientrata sull'Etna, per ripresa anche dal Giornale di Sicilia, e anche la vicenda dell'11enne che è la vittima di bulli e ha accoltellato un ragazzino che pare avesse preso di mira. E poi parliamo dei forestali, mazzette per fare sparire gli abusi, sono 3 condanne, i giudici hanno inflitto 4 anni ciascuno a 3 imputati, ci sono anche 10 assoluzioni. C'è anche una notizia che riguarda lo sport, il Palermo in particolare, una vittoria per andare ai playoff. Stasera si gioca l'ultimo turno della regular season alla Barbera, sono previsti 30.000 persone per assistere a questa partita. Direi che sulla prima pagina del Giornale di Sicilia ci possiamo fermare, andiamo adesso alla Gazzetta del Sud. Ecco, ce ne siamo occupati anche nella giornata di ieri di alcuni argomenti, però partiamo da questo. La Corte dei Conti è un caso politico, il Partito Democratico va all'attacco, l'ex sindaco De Luca replica, la città l'ho sbloccata io, è forte il dibattito, tiene banco la relazione sul piano di riequilibrio, il dibattito si incrocia con la campagna elettorale, diciamo che la situazione a Messina è ancora tutto da definire. Il centro cardiaco per i più piccoli, la cardiochirurgia pediatrica, all'orizzonte una proroga che potrebbe dare di nuovo qualche speranza, quella di non andare per forza fuori dalla nostra regione e quindi essere curati proprio in Sicilia. Un detenuto catanese nascosto
nascondeva in cella 8 telefonini. Però, 8. Aveva la possibilità di scegliere E su li quale distribuiva poi ai richiedenti, no? Senti, c'è una bella fotografia, bella di un dramma che è tuttora in corso. Sì, la dell'Emilia-Romagna. stiamo vedendo, Emilia-Romagna, le vittime salgono a 13, fang, distruzione, danni per miliardi, questa è la situazione. 10.000 sfollati. 10.000 sfollati, il governo chiede aiuto all'Unione Europea, evidentemente l'acqua ancora stenta a defluire, resta ancora lì. Poi possiamo leggere sempre dalle notizie di cronaca, reddito, 1.200 percettori in 13 comuni, avviati dei corsi formativi per cercare di trovare anche una soluzione. E poi una notizia che ritroveremo comunque su altri quotidiani questa mattina. Povero, sì. Addio al mito Helmut Berger, memorabile Ludwig di Visconti. Questa è una notizia che troveremo, come ho già detto, Aveva 79 anni. su diversi quotidiani che stamattina ne fanno un ritratto. Allora cerchiamo di approfondire. A Taormina il centro di chirurgia pediatrica non chiuderà, associazioni e famiglie non si fidano però delle promesse, confermata la manifestazione. Non si fidano però. Assolutamente. La protesta sabato a Giardini Naxos, arretreremo soltanto davanti a fatti concreti, e questo insomma evidentemente la dice lunga su quello che poi è anche la fiducia nelle istituzioni. Questi sono i telefonini, ne abbiamo visti prima, abbiamo parlato, Michele. Detenuto catanese nascondeva in cella 8 telefonini. Qua ci sono le foto, emergono i clamorosi punti deboli del sistema di controllo. C'era di tutto, l'imbarazzo della scelta, si poteva chiedere qualsiasi... Sì, soprattutto ne potevano fare 8 contemporaneamente. Quindi non c'erano problemi. Incredibile. E poi anche qui l'undicenne bullizzata, coltella il compagno, fendente ha perforato un polmone della vittima, che però, meno male, non è in pericolo di vita. La notizia di cui ci siamo occupati, morto il carcere Giacomo Ieni, polemiche e indagini dopo la morte di un detenuto a Napoli. Si è spento Giacomo Rizzuini, 65 anni, era catanese, affetto da tempo da gravi patologie. Forse abbiamo il tempo ancora per un'ultima notizia sempre da evidenziare dalle pagine interne, e questa è una notizia tutta messinese. I giudizi della Corte dei Conti diventano un caso politico perché l'ex sindaco De Luca dice: ho sbloccato una città anonima, ma la città resta veramente a rischio default. Il nuovo sindaco dice lavora alle risposte da inviare ai magistrati contabili entro il 7 luglio, perché altrimenti insomma, la situazione potrebbe diventare ancora più difficile. Mi pare che siamo perfettamente in linea con provvisoriamente, perché poi ci saranno i quotidiani nazionali, ma innanzitutto fra pochi minuti parleremo di anoressia e bulimia, che sono sempre più presenti purtroppo tra i giovani delle nostre famiglie. State con noi, buongiorno Sicilia. 7:45, buongiorno Sicilia. Anoressia, bulimia e ancora alimentazione incontrollata sono i guai che purtroppo ci ritroviamo in famiglia, spesso con i nostri figli anche piccolissimi. Pensate che ci si ammala ormai a partire da 8 anni, e sono anche in crescita i maschi, non sono soltanto le figlie femmine, ma anche i maschi. Nella fascia tra i 12 e i 17 anni sono ormai il 20% dei casi complessivi. Soltanto l'anno scorso 1,4 milioni e complessivamente 3,6 milioni in Italia, quasi 4 milioni di giovani e giovanissimi che hanno problemi di alimentazione, e fra loro ci sono anche degli adulti. Vogliamo chiedere aiuto, informazioni e anche qualche consiglio concreto al dottor Marco Cappadonna, psicologo in collegamento con noi. Buongiorno dottore, benvenuto. Buongiorno e grazie. Come si manifestano anoressia, bulimia e le altre malattie dell'alimentazione? Sono cambiati i sintomi negli ultimi tempi, è vero? Sì, è verissimo. Dunque riconoscerle potrebbe essere un po' più complicato per le famiglie. Per intenderci, il paziente anoressico di qualche tempo fa
che nell'idea comune è estremamente magro, ormai quasi non esiste più. Quindi ciò che bisogna andare a fare è proprio andare ad analizzare quelle che sono le condotte alimentari, quindi i comportamenti alimentari, andare ad individuare se c'è una relazione poco sana con il cibo. Quello è il primo campanello d'allarme. Però, dottore, mi scusi, delle volte i nostri figli che purtroppo hanno questi sintomi un po' si nascondono, non sono chiari. Dobbiamo accorgercene noi, non è che vengono da noi a dirci mamma, papà, sai, io non so, ho l'anoressia, ho la bulimia. Cioè, stanno lì magari vicino al frigorifero e uno non se ne accorge nemmeno. Questa è un'altra domanda molto interessante. Infatti, tra tutti i disturbi mentali, psichiatrici, l'anoressia è quello che probabilmente resiste di più alla terapia, in quanto i pazienti non sono molto disponibili al trattamento, ed è per questo che nascondono i loro comportamenti alimentari. Cioè, togliere l'anoressia ad un paziente anoressico vuol dire togliere l'unica cosa a cui loro si aggrappano in quel momento, ha un significato simbolico molto importante per loro, ed è per questo che spesso tendono a nascondere la patologia. Ecco, ma appunto qual è l'origine? Cioè, è una causa psicologica o è una causa fisiologica, dottore? No, si parla di anoressia nervosa proprio perché l'eziologia, quindi l'origine, è di natura psicologica, emotiva, relazionale. Sì, assolutamente sì. E quindi che cosa dobbiamo fare? Soprattutto con i più giovani, ormai siamo arrivati ai bambini di 8 anni, già era complicato dargli da mangiare normalmente, figuriamoci con questo tipo di malattie così delicate, insomma. Allora, per capire che cosa fare bisogna innanzitutto capire l'origine dell'anoressia, ma in generale dei disturbi del comportamento alimentare, perché poi nella clinica di tutti i giorni si può vedere come effettivamente i confini tra anoressia, bulimia e binge eating sono davvero labili. L'anoressia e i disturbi del comportamento alimentare sono una patologia strettamente correlata alla cultura. Per intenderci, in Giappone, in Oriente, esistono gli hikikomori, che sono quei ragazzini che non escono più dalle loro stanze, perché ecco, affermare l'individualità in un paese dove prevale la società, no? È importante, e quindi per la stessa ragione qui in Occidente, dove l'abbondanza di cibo ha un significato relazionale, no? E quindi i pranzi, le cene abbondanti, l'anoressia qui si sviluppa da questo punto di vista in modo abbastanza culturale. L'anoressia dunque si sviluppa in termini relazionali, laddove io non posso controllare niente all'interno della mia vita, delle mie fasi di sviluppo, spesso molto delicate perché proprio si parla di adolescenza, preadolescenza, quantomeno lasciatemi controllare il cibo, quello che ingerisco. Ed è proprio lì che si va a sviluppare il seme della patologia. È una forma di protesta o una richiesta di aiuto, quindi, sia pure inconscia, insomma, più o meno. Esatto, possiamo anche intenderla così, quindi una richiesta d'aiuto, una protesta, e laddove il cibo viene, cioè il rapporto col cibo viene etichettato come qualcosa di personale, e quindi io lasciatemi controllare quello che ingerisco, allora lì è il primo campanello d'allarme da evidenziare, ed è ciò che può farci immaginare che qualcosa non va. La prima cosa da fare è rivolgersi ad un professionista, ad uno dei tanti centri specializzati nella gestione dei disturbi del comportamento alimentare, e tramite quello capire come intervenire nel caso specifico. Quindi non si può risolvere, diciamo, in famiglia, dove già, insomma, le nostre famiglie abbiamo, lo sappiamo, hanno i problemi che hanno, ma occorre andare da uno specialista. E si guarisce, dottore, perché il problema è che tante volte questa malattia rimane, come si dice, latente, ogni tanto si riaffaccia, ogni tanto diventa di nuovo forte, è vero? Allora, purtroppo sì. Tuttavia, per guarigione dobbiamo intendere quelle condizioni in cui
il comportamento alimentare innanzitutto non mette in pericolo di vita il paziente, perché come sappiamo i disturbi del comportamento alimentare hanno il tasso di mortalità più alto tra i disturbi psichiatrici, no? È quello che direttamente può portare alla morte, laddove c'è un apporto calorico e di macronutrienti che davvero crolla. Quindi come guarigione si intende innanzitutto quello, scongiurare la possibilità di morte del paziente e poi offrire al paziente una qualità di vita sana, dignitosa. Per intenderci, si arriva al punto di non condividere più dei momenti sociali importanti, non andare a cena fuori, non partecipare ai compleanni, agli avvenimenti. Quindi sì, quella è una guarigione, tuttavia la tendenza del paziente a sfogare periodi di particolare stress o frustrazione nel controllo del cibo, quella potrebbe rimanere, ma come caratteristica individuale che non nuoce comunque alla salute. Sì, quindi addirittura ci sono stati dei casi mortali, dottore, è così, è triste dirlo, ma dobbiamo avere il coraggio di parlarne. Assolutamente sì, è quello forse il tasto più dolente di queste patologie. Tuttavia possiamo dire che anche da questo punto di vista ci sono stati dei cambiamenti positivi, perché ad esempio in Toscana già dall'anno scorso si è registrato l'azzeramento dei casi di mortalità grazie proprio a dei meccanismi sanitari che evidentemente iniziano a funzionare molto bene. Ecco, dottore, mi dia l'ultimo consiglio. Io ho la figlia con un disturbo di questo genere, me ne sono accorto, che faccio? Non posso rimproverarla perché sennò peggioro la situazione. Che le dico? Ti porto dallo psicologo? Quella dice, ma sei matto, non ci penso nemmeno. Che suggerimento mi dà? Allora, fare una lotta aperta di questo genere ha poco senso, perché si rischia, proprio in virtù della determinazione di questi pazienti a voler controllare quella parentesi della loro vita, risulta anzi essere controproducente, no? Perché si inasprisce proprio il conflitto. Tuttavia si può sicuramente fare un movimento di avvicinamento ai nostri figli, cercando di comprendere come il disturbo del comportamento alimentare spesso nasconde qualcosa di più, qualcosa di relazionale, e poi rivolgersi ad un professionista, ma non portando di forza nostro figlio, intanto rivolgendoci noi stessi e cercando di avere i consigli migliori rispetto a quel caso, insomma, raccontando un po' la storia e l'evoluzione. Dallo psicologo dobbiamo andarci noi genitori, insomma, questa è un po' la morale forse, dottore. Per iniziare sì, allo scopo poi di partecipare tutti quanti insieme. Grazie, ha dato una serie di suggerimenti e di delucidazioni importantissime. Ringraziamo il dottor Cappadonna e adesso facciamo una pausa e poi passeremo ai quotidiani nazionali. Vediamo subito la situazione del tempo, che è importantissima in questi giorni, anche da noi. Ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un venerdì con tempo di nuovo in peggioramento a partire dal nord-ovest, la Toscana e la Sardegna, con fenomeni a macchia di leopardo che sconfineranno poi nella seconda parte del giorno anche lungo la dorsale appenninica, fenomeni meno intensi rispetto ai giorni precedenti. Contesto variabile invece sulla Sicilia, con cieli sereni o parzialmente nuvolosi e al più solo qualche fenomeno associato sui settori occidentali della regione. Ventilazione a tratti sostenuta con mari localmente mossi e specie al largo e temperature in ripresa di qualche grado, con valori massimi che potranno andare anche oltre i 25 gradi. Tempo però in peggioramento nel corso della giornata di sabato per un centro di bassa pressione che porterà a rovesci diffusi, fenomeni che potranno essere localmente anche a carattere temporalesco. La ventilazione sempre a tratti sostenuta con mari localmente mossi, specie al largo. Ulteriori dettagli e approfondimenti vi attendono come sempre sull'app gratuita di Trebi Meteo. Quindi domani peggiora il tempo. 7.56, buongiorno Sicilia, la rassegna stampa dei quotidiani nazionali con Angelo Gagliano. Allora, cominciamo con Repubblica. Stamattina ancora una volta l'apertura dedicata a come sono stati spesi male stavolta i soldi per il territorio. C'è l'emergenza Emilia Romagna, quasi 9 miliardi di euro stanziati nel 2018
per combattere No. il dissesto idrogeologico E non sono hanno fatto- rimasti Non inutilizzati. hanno fatto niente. Dopo le inondazioni, adesso è l'ora Sì. delle frane, crollano strade e ponti, decine di centri isolati, i sindaci e eroi coordinano i soccorsi. Ma il bilancio abbiamo già visto si aggrava perché sono 13 morti, 10.000 gli sfollati. Però i soldi sono stati stanziati, Mamma ma non mia, sono questa stati è una cosa spesi oppure gravissima. spesi male. E questo non è certamente... Eccoli là, gli angeli del fango. Questa è una foto che ci mostra come dai giovani può venire anche la ripresa, il riscatto, la voglia di aiutare gli altri. Bellissima sta foto. Sono tutti praticamente 19enni, 18enni, addirittura 14 anni si mettono a disposizione per chi in questo momento è in difficoltà. Poi c'è un appello adesso dalla Schlein che dice che il governo usi i fondi del PNRR per salvare subito il territorio. Ma abbiamo visto che i soldi sono stati C'erano. stanziati, ma non sono stati utilizzati. Però, Sì, ma poi ho sentito il ministro, non so se lo troverai sui quotidiani, il ministro Pichetto che ha detto che non si possono usare, quindi anche lì c'è scontro politico, anche su questo. E poi la notizia di cronaca di cui ci siamo occupati, autoforze e controlli, spari in Vaticano, è stato fermato un quarantenne che evidentemente non era tanto preciso. Cioè ha deciso di fare, ma come veramente Esattamente. ragazzi, Poi c'è incredibile. una storia che arriva dalla Russia, così sono fuggita dalla Russia per evitare il carcere, il racconto di questa una storia. ragazzina, vedremo poi magari di approfondire Certo. la vicenda. Lo sport, un richiamo, Roma e Fiorentina vanno in finale, resta al palo solo la Juve che è stata sconfitta dal Siviglia. Anche qui fango e vittime, paesi devastati, Emilia Romagna, i morti salgono a 13, comuni sott'acqua, soccorritori dopo 3 giorni è ancora disastro perché non si riesce a fare defluire anche l'acqua, i centri colpiti sono una quarantina, distrutto il litorale, oltre 27.000 senza energia elettrica, lunghe code in autostrade, quindi ci sono anche difficoltà nella viabilità perché le autostrade sono interrotte in alcuni tratti. Poi c'è l'allarme per le spiagge perché c'è tutta la riviera romagnola che è andata in crisi, ce la faremo, dicono gli imprenditori, eventi estremi in ritardo sul clima, ora dice basta Siamo in burocrazia. ritardo quindi. Sì, siamo. Serve agire subito, basta burocrazia, bisogna fare qualcosa di È impressionante la foto, è bella perché fa vedere come i soccorritori, come dire, sono veramente in gambissima, tante volte fanno degli arrivano elicotteri. dall'alto con gli elicotteri, Sì, sì. arrivano in tutti i modi per portare via le persone che sono in difficoltà. Isolate. Esattamente. Poi Meloni e il G7, la linea per frenare Pechino, il summit in Giappone, riferimento evidentemente è alla via della seta, anche Sì. no, in qualche modo, perché Pechino vorrebbe Espandere i propri commerci. esattamente, e mettere nella propria orbita determinati stati. Fra questi c'è anche l'Italia, poi c'era l'Italia, adesso il governo pare che stia virando. L'obiettivo è frenare la Cina, eccolo qua, lo leggiamo, affinché l'Europa riprenda il controllo delle proprie industrie strategiche e ridurre così il gap accumulato su tutta la tecnologia per la transizione green. Insomma, si cerca di recuperare il tempo e comunque il terreno che è stato concesso. Poi c'è una discussione animata da Banca Italia sulla flat tax perché dice poco realistica. Ci sono davvero timori per il welfare, addirittura secondo Banca Italia non si può realizzare o comunque è poco realistico. Boccia la flat tax perché rappresenta un rischio per il Paese e ha bisogno di finanziare un sistema di welfare strutturato. La relazione è stata praticamente inviata alla Commissione Finanze della Camera. Sistema poco realistico e il Presidente dell'Inps è critico anche sul reddito. Questo sul Corriere della Sera. Siamo adesso alla Stampa, anche qui c'è anche un'altra, l'ennesima foto. E parla il ministro per la protezione civile Musumeci, accusa prevenire non porta voti. Ecco perché non l'hanno fatto, vedi? E quindi questo è il problema. Sale a 13 il bilancio dei morti, atteso un nuovo ciclone. Un nuovo ciclone. Per il ministro Nello Musumeci il problema è culturale, dice ancora direi caratteriale, siamo un popolo fatalista e prevenire disastri ambientali non porta dei voti e quindi praticamente è inutile, anche se ci sono i soldi non vanno spesi, mettiamoci in testa che viviamo in un territorio a rischio, sono le parole di Nello Musumeci, il ministro per la protezione civile. E poi
i fatti politici, la Schlein boccia l'autonomia, Cipriani, modifiche possibili, parla il ministro, ma Zaia non si stracci le vesti, non c'è nessuna manina. Insomma, per l'autonomia differenziata. Si continua a parlare anche di altro. E poi vedi, c'è una bellissima foto con Torino, sì. Torino, il Salone Incantato, è partita la 35esima edizione del Salone del Libro. La folla al Lingotto, ma 6 italiani su 10 non leggono, questa è una brutta... non è bello, non aiuta perché la cultura... Poi non meravigliamoci dei dibattiti che si svolgono sulla rete, perché se la situazione è questa... E poi richiamo con una foto Europa stregata, stavolta Allegri esce a testa alta in riferimento all'eliminazione della Juve dalle competizioni europee. In semifinale non è riuscito ad ottenere la finale. Telecomunicazioni in crisi, BT taglia 55.000 posti, non è una bella notizia. L'annuncio è del CEO del gruppo Jensen per ridurre i costi entro il 2030 e insomma anche qui bisogna fare qualcosa. Il buco nero dei fondi, lo leggiamo sul quotidiano Sole 24 Ore, antidissesto 21 miliardi senza una strategia. Cioè confermato quello che c'è la Repubblica, esattamente. No? Che non sono stati spesi. L'alluvione in Emilia Romagna, poi l'emergenza Bonaccini, danni per miliardi. Case inagibili, i morti salgono a 13, il dramma degli sfollati, gli indennizzi, abitazioni e piccole e medie imprese senza assicurazione. Tra l'altro, poi. È davvero una situazione difficile dalla quale insomma, per molto tempo si continuerà a parlare. Alluvione, un esercito di sfollati, dice e scrive il Messaggero, 13 morti, giallo sui dispersi, migliaia intrappolati in casa da 3 giorni senza luce e cibo, i senza tetto, abbiamo perso tutto, l'incubo Sciagalli, gli angeli del fango, un disastro mai visto. Il racconto, insomma, la fotografia di quello che sta... Molto efficace il titolo davvero, del Messaggero. Sì, proprio centra subito quello che è il tema. Poi 2 notizie. Diciamo, sicuramente più leggera la prima, Harrison Ford, bello ringiovanire con Indiana Jones, ci sono anche un po' di maquillage, studi. Insomma, ieri era a Cannes, ha preso la palma alla carriera, palma d'oro alla carriera. È stato ringiovanito grazie anche alla tecnologia. E poi di nuovo Helmut Berger, bello e dannato, al divo amato da Visconti. Questa fra le altre notizie. Sì. Roma d'acciaio, e così facciamo contento il nostro collega Torino. Tonino De Mana, sei in finale, scrive il Messaggero. Adesso c'è il Fatto Quotidiano, la legge Bonaccini anticonsumo di suolo è riuscita ad aumentarlo, cioè il rischio. Esattamente, questo è il titolo del Fatto Quotidiano. Anche qui vedete le macchine che restano ancora intrappolate e c'è questa foto dall'alto che ci fa capire. Ma leggi là, 70% in pericolo. 70% in pericolo, la regione è il ventre molle del nord, esposti ad alluvioni e frane, 3 milioni di abitanti e ora il presidente vuole pure la nomina a commissario. Molto polemico il fatto. È un duro attacco alla presidente della regione. Adesso andiamo a vedere il Giornale, che ha un'apertura diversa, ma poi vedremo anche la vicenda del maltempo e del disastro. Abuso d'ufficio, una condanna su 100, così si blocca l'Italia. Il 99% delle inchieste contro gli amministratori non porta a nulla. Ora la maggioranza cancelli il reato. Questa è la consueta stoccatina alla magistratura. Vabbè, questo fa parte del quotidiano. Ognuno poi ha le sue battaglie, no? Diciamo così. Esatto. Ma sull'alluvione che dice? Ci sono 13 morti, 27.000 senza corrente, il governo pronto al decreto, la Schlein apre all'Unità un caso, lo sciopero dei voli. Eh sì, perché c'è lo sciopero pure dei voli. E quindi si parla, ci sono sempre questi contrasti, no? Perché non sempre si vede allo stesso modo. La Meloni al G7, nel mirino resta la via della sete voluta da Conte. Qui è diretto, il titolo è molto diretto, secco, chiarissimo. E poi la battaglia dei sindacati per farci pagare il canone RAI. Prima i magistrati e adesso i sindacati, ce n'è per tutti, bravo. Nessuno viene risparmiato. Attenzione, Emilia Romagna sott'acqua e poi lo stupidologo. Per Saviano, guru della sinistra, la colpa del disastro è del governo.
che nega il cambiamento climatico, e tra i Dem c'è chi spara con una giunta di destra, saremo tutti morti. Beh, veramente abbiamo visto ben altro sia su Repubblica che su altri quotidiani, i soldi non spesi. Esattamente, l'abbiamo già visto e letto, commentato. Adesso vediamo anche, si nascondono dietro il clima per coprire la loro incuria, disastro Emilia Romagna, almeno 13 morti, sfollati in migliaia, la sinistra governa da sempre la regione e dalla Schlein in giù si riempie la bocca di transizione ecologica, risultato trascurati i comuni, i lavori di manutenzione, esperti concordi, riscaldamento globale. Non c'entra. Beh, in effetti questo titolo è molto polemico, però è anche altrettanto realistico, perché è proprio così, si parla tanto di transizione, bla bla, eccetera, eccetera, e poi però quando ci sono i soldi non vengono spesi. E ragazzi. Poi altra polemica, PD senza pudore, ora vuole Bonaccini commissario sull'emergenza, si torna sempre. Questo dibattito scontro politico. E infatti, ancora, prima pagina di Avvenire, prove di riemersione. Bello questo è il titolo di Avvenire, che è sempre doloroso ma bello. Molto molto attento. La Romagna resta in allerta rossa, salgono a 13 le vittime, nuovi allagamenti, poi ancora frane e smottamenti, il vescovo di Faenza, feriti ma pronti a ricostruire, le imprese contano i danni, 5.000 aziende agricole sono sott'acqua. Questa è la situazione. Ancora un titolo, non so quanto tempo abbiamo per l'ultimo flash. E intanto sommerso italiano, titolo direi molto polemico del manifesto, con una foto, e c'è chi spinge praticamente cassonetti che sono rimasti praticamente trascinati dall'acqua. Siamo all'ultimo titolo. Ah sì, certo. Eccoci qua. Emergenza maltempo, i soldi ci sono, usiamoli. Ecco, questa è una sintesi anche intelligente, dice beh almeno usiamoli ora. Almeno. Il ministro Ciriani dice le regioni hanno già risorse per la messa in sicurezza, nel Consiglio dei Ministri di martedì le misure del governo, aiuti in tempi rapidi e cresce il bilancio della tragedia, le vittime sono 13, gli sfollati oltre 20.000. E poi vedete ancora il richiamo all'Europa League, ultimo atto a Budapest con il Siviglia. Quindi è Mourinho che ha preso il posto di Osho oggi. L'ha preso lui, infatti. E poi l'inossidabile Indiana Jones premiato a Cannes. A Cannes, ha vinto la Palma d'Oro alla carriera. Ci fermiamo qui stamattina. Un bellissimo vecchio. Bene, ci fermiamo qui, facciamo una pausa e poi parleremo del paleo dell'Ateneo catanese. Bellissimo, state con noi. Palio di Ateneo in pieno svolgimento a Catania, negli impianti sportivi del centro universitario sportivo appunto della nostra città, lezioni sospese, naturalmente anche le altre attività per 3 giorni fino al mercoledì, fino a fra qualche giorno. Vediamo un po' come stanno le cose e prima di tutto salutiamo il nostro ospite che è Luigi Mazzone, che è il presidente del centro universitario sportivo, poi ci spiegherà bene come stanno andando le cose. Grazie. Intanto vediamo questo servizio della nostra Naomi Moschita. Amici e amiche, oggi il sole stenta a uscire, ma questo non ha fermato i migliaia di studenti che si sono radunati alle Capannine in occasione della 18ª edizione del Palio d'Ateneo. Una giornata all'insegna del divertimento e soprattutto dei valori che solo lo sport può impartire. Venite con me. Sempre un piacere partecipare e lottare per il proprio dipartimento. Dai. Ecco, il proprio dipartimento, in questo caso Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, il vostro nemico prioritario chi è? Ma guarda, il nemico generale di tutti è ingegneria e medicina, sono i nemici più assoluti. Poi chiaramente Scienze Politiche non ha mai vinto, ma noi ogni anno ci mettiamo sempre del nostro per poterlo vincere. In quali sport eccelle economia di solito? Sì, eccelle, che la domanda. Allora, di solito diciamo, si fa riconoscere per la tifoseria, però comunque... Avete una bella tifoseria? Sì, esatto, il muro viola. Il muro viola, hai capito? Quindi abbiamo anche questo aspetto del Palio, quello legato alla tifoseria. Allora, ingegneria è il nemico più proprio spietato, siamo contro ingegneria. Totale. Che ti ha fatto ingegneria che tutti ce l'hanno con ingegneria? Non lo so nemmeno io, però siamo tutti contro ingegneria, quindi io sono contro ingegneria. Ingegneria, il più temuto, il più odiato. Ma che avete fatto a tutti gli altri dipartimenti? Abbiamo solo vinto 11 pali, 11 o 12? 12 di più. Quindi siamo qua, noi diamo il massimo come sempre, i cori ci scivolano addosso. No, io penso che siamo tutti colleghi, l'importante è avere uno scopo comune. E qual è in questa giornata?
in questo caso è divertirsi e avere delle competenze giuste per magari migliorare qualcosa nella nostra città, ma soprattutto nella nostra nazione, in temi difficili come questi. Hai appena vinto che cosa? Beach tennis femminile, sì. Cosa hai vinto? Una fase del torneo, tutto il torneo? Ho vinto la prima partita, ora sicuramente faremo altrettanto con le altre, siamo belle cariche. La partecipazione di questo cospicuo numero di studenti è sicuramente sintomo di un palio che funziona, di un palio che è riuscito a far affezionare gli studenti. 18ª edizione. Beh, devo dire di sì, perché chiaramente per essere giunti alla 18ª edizione sì, è sicuramente una cosa che gli studenti gradiscono parecchio, anzi c'è molto fermento da parte loro. Già da gennaio, quando si comincia a parlare di organizzazione di palio, loro subito si mettono in moto per cercare di fare la rappresentativa migliore, per cercare di battere sempre medicina e ingegneria, che sono gli studenti che si contendono da anni questo palio. Allora, rientriamo in studio e in collegamento con noi c'è ancora Luigi Mazzone, che è presidente del Centro Universitario Sportivo, che è un po' l'anima di tutto quanto. Ci parli di questo palio di Ateneo, di che cosa si tratta esattamente? No, guardi, in realtà ormai siamo alla 18ª edizione, è nato per gioco come tutte le cose e si è trasformato veramente in qualcosa di grande. Consideri che abbiamo fatto la cerimonia d'apertura in Piazza Università il mercoledì pomeriggio, c'era Piazza Università incredibilmente piena, come nei casi in cui c'è o qualche promozione del calcio o veramente qualche manifestazione politica o qualche concerto. Sono delle cose che sono viste, si vedono veramente in occasioni particolari, per cui tutto questo è stato per festeggiare lo sport universitario. Si figuri che quando c'è stata la parata del corteo da Villa Bellini a Via Etnea, qualcuno ha chiesto cosa protestate agli studenti e uno studente fosse un corteo. Sì. Signora, oggi non protestiamo, festeggiamo. E questa signora è rimasta così, e insomma il senso è questo, cioè il CUS Catania è uscito dalle mura dell'università insieme all'Università di Catania, è andato nel tessuto cittadino e ha riempito le strade e le piazze della città, cosa che non succede di frequente, soprattutto in un momento politico-sociale molto delicato per Catania. Penso che sono bei segnali che arrivano dallo sport universitario. Chiarissimo, chiarissimo. Mazzone, è vero che oltre agli studenti però partecipano un po' tutti, ci sono i docenti, il personale tecnico, gli specializzanti, è proprio una festa sportiva, diciamo, di tutti. Assolutamente, la gara iniziale è stata una podistica che si è svolta tra la Piazza Duomo, Piazza Università, Piazza Bellini, c'era un circuito cittadino e dei docenti, dei professori ordinari si sono messi proprio a correre per il loro dipartimento. Bellissimo, bello. Assolutamente. Ieri alle Capannine una qualcosa di incredibile, io sono passato, era strapieno, non riuscii a capire dove finiva la coltre umana che riempiva la sabbia della spiaggia delle Capannine. Veramente qualcosa di incredibile che sta crescendo anno dopo anno e sta diventando un evento della nostra città che non escludo che nei prossimi anni potrebbe veramente diventare qualcosa di anche molto grosso, molto importante. Tra l'altro è un segnale che parte da Catania. Io sono nel Consiglio federale dei CUS del Centro Universitario Sportivo, tutti i presidenti di CUS italiani da Torino a Milano, Roma hanno fatto i complimenti prendendo da esempio quello che sta succedendo a Catania per il Palio Ateneo. Beh, anche noi ci associamo ai complimenti. Prima di fare un'altra domanda le volevo chiedere subito, per chi si mette in ascolto soltanto da poco, quanto dura ancora questo Palio d'Ateneo di Catania? Sono 3 giorni, iniziano mercoledì, finisce oggi al CUS Catania. Quindi abbiamo ancora oggi la giornata, tutta la giornata, sperando che il tempo tenga. È vero che quest'anno per la prima volta c'è stato un gemellaggio con il Festival dello Sviluppo Sostenibile, che è un tema di cui si parla frequentemente, talvolta anche soltanto per parlarne, ma invece avete fatto qualcosa di concreto voi?
Sì, guardi, e poi quello che dicevo prima, quando inizia a prendere tanto piede un evento e inizia a crescere di visibilità, inizia la richiesta di partnership. Questa, che ha detto lei, è una di quelle che abbiamo fatto, è un argomento cruciale in questi giorni, ovviamente, per cui veicoliamo dei messaggi sociali importanti, ecco. Michele, volevo chiedere a Mazzone, lo sport universitario molto spesso, buongiorno, molto spesso ci ritroviamo con dei campioni che nascono proprio dal mondo universitario. Catania in questo senso cosa ci offre in questo momento? Sappiamo che sono tanti ragazzi che poi vanno ad eccellere nelle discipline sportive, ai campionati nazionali, ai campionati europei. Allora, lo sport universitario è stato da sempre fucina di grandi talenti. Si è pensato alla scherma, atletica, ma insomma, in ultimo, considerate che Filippo Di Mulo parte dal CUS Catania e va a dirigere una staffetta d'oro alle ultime Olimpiadi. Tutto questo trovate Filippo nella pista della cittadella poco lontano da dove parlate, per cui è stato da sempre così. Penso al loro di Diacono della Sciabola, no? Nell'84. Nasce sempre così, è nato sempre così, e devo dire che sta continuando in grande stile in questi anni. C'è stata veramente una ripresa dello sport universitario e Catania è uno dei CUS capofila. Per concludere, Mazzone, parliamo un attimo di lei, perché oggi si conclude questa bellissima manifestazione che vede lei come animatore il Palio di Ateneo, ma lei ha una storia bellissima, mental coach della nazionale italiana di scherma, ed è stato argento nella spada alle Olimpiadi di Rio del 2016, ha una carriera bellissima. Abbiamo fatto un bell'argento olimpico, sì, tra l'altro con una squadra composta praticamente tutta da siciliani, perché io ero nello staff tecnico, in pedana c'era Paolo Pizzo che è un altro catanese, Marco Fichera che è un acese e Enrico Garozzo che è un acese, per cui è un argento olimpico unico. L'unico che non era siciliano era un ragazzo di Foligno, Andrea Santarelli. È stata una medaglia d'argento sicula, è stato un'esperienza particolare dove anche là è stato un progetto sociale in cui abbiamo portato dei ragazzi autistici a vedere le gare olimpiche a Rio de Janeiro senza genitori. Insomma, è stata una bella esperienza anche quella. Complimenti anche per questo. Per chiudere, ci dice un po' il programma di oggi del Palio di Ateneo a Catania. Oggi è il clou, sperando appunto che il tempo tenga, nel campo di calcio e nei palazzetti del CUS c'è la parte cruciale, perché ci sono le partite di calcio, il tiro alla fune, basket, pallavolo, ingegneria e medicina si stanno giocando. C'è una grande tensione, forse anche eccessiva se vi devo dire, per ottenere questo Palio Ateneo, perché poi l'agonismo in realtà prende il sopravvento, anche potrebbe essere un po' più di goliardia, potrebbe andare bene, però insomma vediamo chi vince. Vabbè, è il segno della partecipazione e del successo, complimenti, è riuscito benissimo. Allora oggi tutti al Palio di Ateneo con il nostro Luigi Mazzone, che ringraziamo molto, è stato un privilegio averla con noi. Facciamo una breve pausa, dopo parleremo dei pupi e caro Angelo parleremo di Amore e follia di Orlando, però a dopo, state con noi. Eccoci qua, buongiorno Sicilia, sono le 8:23, ci sono alcuni ospiti e c'è anche un personaggio illustre, eccolo lì, guardate, chi è quello? È Orlando. È Orlando. Primo paladino di Francia. Primo paladino di Francia. Benvenuto Fiorenzo Napoli e benvenuto Davide Napoli. Sono padre e figlio, sono gli esponenti di quella tradizione tipicamente catanese più significativa del teatro di pupi in stile della nostra città. È stato fondato nel 21 da chi? Sì, da Don Gaetano Napoli, mio nonno, che da allora da artigiano vuole diventare imprenditore di questo settore. Fantastico. Quindi proprio lui investì su questo. Vediamoli un po' i pupi in azione.
questioni, e quel Rodomonte del Giuri ci viene muore, maledetti gli dei! Saluta a te, o possente Rodomonte del Giuri, il conte Gano di Mogonza, l'amico dei Saraceni ti rende omaggio. Non ti conosco, anima gonzoso, e note mi sono le tue infamie. Senti Rodomonte, Orlando non è a Parigi, sicuramente la città cadrà nelle vostre mani e io sono pronto a rinnegare il mio Dio per abbracciare la fede di Magone. E ti prego, adesso per fare vedere a tutti che combatto contro di te, dammi soltanto un colpettino, così tanto per dire: Asseo, Gano di Magonza, alla distanza dunque, sì, leggero, 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 leggero. Eccoli qua i pupi in azione. Allora, che scena era questa? Questa è la scena dove si presentava uno dei più grandi eroi ariosteschi, che era il Rodomonte di Algere, dall'altra parte il personaggio più negativo della tradizione, Gano di Magonza, che come abbiamo visto, che era pronto a vendersi, era pronto a vendersi, sarà poi alla fine lui che porterà i paladini nella famosa valle di Roncisvalle a morire con il più nero dei tradimenti. Bellissimo. Ma vanno ancora i pupi? Certamente, noi stiamo appena tornando da Budapest, dalle Olimpiadi del teatro, dove abbiamo Olimpiadi del teatro a Budapest, con la tragedia di Macbeth, che noi spaziamo non solo nell'epica carolingia, ma con i pupi, che sono per noi uno strumento di emozione, di rappresentazione. Rappresentiamo dalla Bibbia a tutto quello che è anche impensabile. Persino Conversazioni in Sicilia di Vittorini l'abbiamo portato in scena con i pupi. Quindi cultura, alta cultura, diciamo, popolare, da più di un secolo. E lei ha imparato da suo padre? Come Assolutamente sì, è un trasferimento di codici, di tecniche che da 5 generazioni avviene come per magia all'interno di questa famiglia. Esatto. E ci sono già i ragazzini pronti? Sono qui in studio, uno dei testimoni ce lo ritroviamo lì, ci sta seguendo dai monitor. Carlo, che è suo figlio? Quindi, sì, mio figlio, uno dei miei figli. Complimenti. Che ruolo interpreterà? Tutti? Questo lo deciderà la tradizione. Lo deciderà. Sì, ma allora, che storia è quella dei pupi? Cioè, cosa rappresentano? Cosa I pupi rappresentano un riscatto sociale, era un indirizzo, era una ideologia. Il pubblico popolare dell'opera dei pupi, quello diciamo del periodo storico, non andava al teatro perché aveva necessità di spendere o di divertirsi, quindi un momento ludico. Era una necessità sociale, loro dovevano trovare un riscatto che era il riscatto della classe subalterna nei confronti del potere, delle classi egemoni. Quindi nella realtà non poteva avvenire perché i potenti, i ricchi, i baroni, i latifondisti erano quelli dall'altra parte. Quindi i buoni erano certo, i personaggi nei quali si identificavano e quindi in questo immaginifico collettivo loro si ribaltavano, si speculavano, in maniera speculare guardavano a questi pupi e diventavano gli eroi di quel momento. Però dentro le trame ogni tanto inserivano, soprattutto o inserite anche fatti di attualità. Assolutissimamente. Come fosse un telegiornale. Noi possediamo uno strumento eccellente che è Peppenino, la maschera del teatro dei pupi. Come si chiama? Peppenino. Peppenino da stati e non do meno. Peppenino curioso, non che mette la voce chiusa, perché il pupo è piccolino, è quercio di un occhio, ma lui ci fa intendere che con un occhio solo vede e scruta tutto. E che fa Peppenino? Peppenino fa quello che ha detto, la cronaca. Inserisce, lui è atemporale. Quindi noi attraverso Peppenino veicoliamo tutte le istanze del momento. Bellissimo. Possiamo parlare di qualsiasi cosa ed è accettata dalla consuetudine. Quindi anche adesso è una forma, come dire, di presentazione, di impatto, di modernità e di contemporaneità. Però sono cambiati, i pupi una volta erano più grandi. Ce li abbiamo tutti quelli, ce li abbiamo tutti, abbiamo conservato. Quanti erano alti? 1,40 m e 35 kg di peso. Caspita! Ricordo che papà per questi pupi ha perso anche la vita. Papà all'isola di Lampedusa, abituato com'era al contenimento dello sforzo, mentre facevamo un grande spettacolo con Giorgio Strehler, un'azione ariostesca circolare, superò la possibilità di contenere questo sforzo, entrò in ischemia e in infarto e da lì
Poi, mi piace molto. Sì, aveva solo 63 anni, Natale Napoli. Perché i pupi si tengono, come si tengono? Dall'alto, esattamente dall'alto. Alla maniera catanese bisogna salire su un ponte di animazione. Magari lo mette sulla sedia, forse. Così, un accenno, non è che lo deve fare. No, vabbè, è chiaro. E naturalmente a Catania chi muove il pupo non lo parla, sono codici vocalici e gestuali. Quindi, ci sono quelli che muovono quelli e ci sono quelli che parlano. Più la donna. Più la donna. A E Palermo voi invece sapete fare tutto, però. Si acquisiscono entrambe le tecniche e poi, ripeto, è la tradizione che deciderà quale ruolo affidarti in maniera ufficiale. Ma quindi c'è una scuola? La nostra antica bottega dove ogni giorno riceviamo un pubblico di tutto il mondo. Di tutto il mondo? Veramente di tutto il mondo, perché gli interessati, i cultori, i fruitori, i giornalisti, chi vuole approfondire, chi vuole fare tesi, noi facciamo fare molte tesi sull'opera dei pupi, da studenti stranieri. Vengono a fare degli stage. A volte siamo una ragazza lituana, è venuta, si è innamorata tanto che è riuscita a portarci in Lituania. Quindi in Lituania. Però insomma il pupo ha anche una preparazione, no? Va costruito. Certo, è una creatura, è un figlio, è un parto. Ed è anche costoso perché... Assolutamente. Come si fa un pupo? In termini di tempo e in termini di tecniche comunque, considerate che ci sono varie maestranze, comunque varie specialità che sono racchiuse all'interno di un vero esemplare da teatro, e sottolineiamo da teatro, assolutamente, che va dalla scultura lignea del viso, la creazione del cosiddetto busto, l'ossatura di legno, superato quello si passa a creare l'anatomia proprio del corpo, quindi attraverso le fasi di imbottitura si crea la muscolatura del pupo, una prima foderatura, una seconda foderatura con i tessuti pregiati e poi le loro straordinarie armature realizzate in lamina di ottone, rame, alpacca, in questo caso un materiale sperimentale, oro, questo ad esempio in acciaio inox, è tutto realizzato con la tecnica dei puntilli su piombo, altro codice che ci tramandiamo nella nostra bottega, e come avveniva nelle botteghe medievali, palo e martello che servono appunto per la realizzazione delle straordinarie insegne. Quindi c'è anche un artigianato, che è tutto alto artigianato artistico. Alto artigianato artistico. E questi si formano ancora oggi? Assolutamente. Noi facciamo anche i progetti scolastici, i progetti europei, dove i ragazzini che magari non hanno mai tenuto un martello si ritrovano alla fine forme splanate messe insieme. Sono dei bassorilievi, no? Dei bassorilievi, esatto, dalla lavorazione su basamento di piombo sino ad arrivare alle tecniche più complesse, come vi dicevo, palo e martello, che è una delle tecniche più complesse della lavorazione dei metalli. Palo e martello. Una punta di metallo, un martello che lavorano e ci crea il bassorilievo, quindi tutte le insegne. Una magia, una magia. L'antico sapere. Devo dire che è un mondo da preservare, attenzione. E diceva Angelo un attimo fa, l'ho tagliato io, è costoso. È costoso, sì. Intanto la tradizione è un patrimonio UNESCO, è costoso ma non per la questione intrinseca dei metalli. Ho costruito dei pupi interamente in oro e quelli chiaramente avevano un valore intrinseco. Qui è proprio l'arte, è l'unicità. Questo un Orlando, un altro Orlando sarà completamente diverso, non potremo mai replicare perché è tutto fatto a mano, tutto progettato secondo l'emozione del momento. Il pupo praticamente vive di vita sua perché viene costruito assolutamente e non viene venduto raramente, perché noi solo a collezionisti che vogliono spendere solo loro non vanno mai nei negozi questi pupi perché non sarebbero assolutissimamente non vogliamo fare, però quantificando, insomma, è un pezzo pregiato, quindi ha un costo elevato. Vuole sapere i soldi. Orlando non si vende. Non si vende. Purtroppo no. Comunque diciamo della scuola, vero che voi addestrate anche generazioni più giovani, molto giovani, ma insomma anche ragazzi, no? Abbiamo due bellissime ragazze laureate dell'Accademia che frequentano la nostra bottega. Perché poi c'è tutto il lato femminile, perché le donne che personaggi interpretano, abbiamo detto? Noi in famiglia abbiamo avuto una grande, illustre componente che è stata mamma, Donna Italia, Chiesa, Napoli, che è stata la parlatrice, di colei che dava la voce.
Certo, c'è parraturi e parratrici, quindi lei dava la sua voce straordinaria, attoriale ai personaggi femminili, chiamava tanto. Inoltre si è occupata della sartoria. Adesso c'è Agnese, mia moglie, c'è una successione dinastica, affidi tutto te stesso, il tuo sapere, la tua arte a un erede che sarà scelto in base alle qualità, alle capacità. Se ce li ha, se non ce li ha, purtroppo si crea un vuoto. che passa. Però le storie, da dove le prendete? Quelle di Sì, allora le storie... Ariosto, chi è? Ariosto chiaramente è un aspetto rinascimentale, sono i poemi rinascimentali, ma sulle storie c'è un excursus incredibile che va dagli Aedi greci, ai jongler normanni, ai conti e cantastorie che rappresentano la fase orale, quando ancora non c'era nulla di scritto sulla... Poi ci fu intorno al 1858 un maestro palermitano che si chiamava Giusto Lodico, che fece un'opera colossale e mise insieme su 4 volumi che erano la storia dei paladini di Francia un'epopea sterminata, attingendo il nome? Giusto Lodico. Giusto lo dico, che poverino non ha avuto mai il grande riconoscimento. Fu fregato anche nei diritti d'autore poi, questa cosa terribile. Sì, certo. Quindi questi 4 libri furono la Bibbia dei pupari, dalla quale estrassero i canovacci, quindi fecero una transcodificazione di tutto questo, e noi abbiamo i famosi canovacci della commedia dell'arte, dove all'interno non c'è l'aspetto testuale, noi non leggiamo battute, ma abbiamo la traccia per scena. E poi la bravura, la memoria, la capacità dopo parraturi era di sviluppare per 2 ore e un quarto ogni sera, per 6 mesi nel caso della storia di Orlando, uno sviluppo narrativo straordinario. Ma un grande, per dire, come Streller, che c'entrava niente con questa... Che vi diceva? E allora, tutti i grandi sanno benissimo che il teatro delle marionette in genere, il teatro di animazione, va oltre l'attore. Quindi tutte le menti pensanti dell'Ottocento romantico, Grieg, Kleist, eccetera, è nata anche la super marionetta, quindi uno studio importantissimo, hanno guardato con la massima attenzione al teatro delle marionette, perché loro ci consentono un'elevazione, un immaginifico collettivo impossibile, loro ci fanno sognare, ci portano nel mito, nel rito, nella leggenda, e alla fine superano la zavorra attoriale del pupo, dell'attore che è legato fisicamente al palcoscenico. Loro si elevano e ci fanno sognare. È un'altra dimensione. Come Astolfo ci portò sulla Luna, con l'invenzione ariostesca, ecco che loro trasportano un pubblico dai grandi oltre confine. Ma io ho visto i pupi anche in altre città, per dire a Parigi i bambini vanno lì al parco sì, ma non vedono i pupi, vedono le marionette. Quindi burattini, marionette e pupi sono una trilogia che è del teatro di figura, è del teatro di animazione, ma hanno condizioni tecniche, espressioni. I burattini sono per i più piccini, quindi il bambino ha bisogno di azione, di velocità, non tanto di aspetti testuali. Allora con l'esecuzione di Pulcinella, infatti la rapidità delle azioni. Noi in pedagogia teatrale diciamo che il bambino con un occhio vede e l'altro sente, quindi l'ascolto è relativo. Le marionette sono le classiche, abbiamo esempi straordinari in Italia, la famiglia Colla, che è un esempio Colla magistrale di teatro, e i pupi invece sono la derivazione tardo settecentesca delle marionette a filo. Quindi se vogliamo usare 2 aggettivi dobbiamo dire che la marionetta è antica, il pupo è vecchio. Quindi in questa sottile differenza c'è il fatto che il pupo proviene da qualcosa, un ceppo originario. Il ceppo originario era la marionetta, la classica marionetta leggiadra. E adesso che vi vogliamo vedere, dove vi vediamo? Ci vediamo presto a Matera, andremo a fare una aperta un po' più vicino però, no? In bottega, e adesso faremo una serie di grandi eventi, insomma. Vanno in giro dappertutto, girano il mondo. Ma a Catania quando ci sarete? L'evento più vicino
vicino sarà al porto di Giardini Naxos, realizzeremo un grande allestimento della nostra bottega itinerante con saggi performativi il 10 e l'11 di giugno, un evento dedicato, pensate un po', al mondo degli yacht, quindi appassionati e proprietari di yacht entreranno nella bottega dei Fratelli Napoli itinerante e assisteranno comunque e vivranno fra pupi e pupari queste 2 giornate all'insegna della nostra tradizione. Grandioso, ci avete entusiasmato. 10-11 giugno a Naxos, appuntamento con i Fratelli Napoli, con Fiorenzo Napoli, con Davide Napoli, padre e figlio, e con i loro meravigliosi pupi. Grazie davvero. Grazie a voi. Grazie a voi. E come ci saluta? Prego. E in questa splendida corte Orlando ha dimostrato ancora una volta che questa Durlindana saprà ancora scintillare, entusiasmare il pubblico come è accaduto da sempre nella nostra storia, nella nostra famiglia, nei nostri teatri. Grazie. Grazie a voi. Grazie. E adesso continuiamo a sorridere con Insieme. Stavo già. No, lo sostenere. Carica! Carica! Vieni! Frena! Uè, rintintin! Ma che rintintin, la vuoi smettere con sto rintintin? Ancora però lavori, vedo che ancora... Che sì, sei integrato. Comunque mi piace la Sicilia. Si vede. Guarda qua, guarda. Che? 3 mesi a Palermo, guarda qua. Ho fatto pure l'ecografia. Maschio o femmina? A Palermo. Mi hanno detto che sto al 3° mese di aranginanza. E visto che l'ho concepita a Palermo è femmina. Arangina, certo. Capito? Che domande che fai? Guarda qua, comunque. Posso dire che ormai da quando lavoro qui al parcheggio siamo diventati amici? Ma chi? Io e te. Se siamo amici? Siamo amici? Sì. E come si dice? Gli amici si vedono nel momento del bisogno. Del bisogno. E io ho bisogno. Di cosa hai bisogno? Di una birra. Ma che vuoi? Ma la birra di un parcheggiatore palermitano non deve essere né calda né fredda. E come deve essere? Atturrunata. L'hanno imparato tutti, rindindin! Ma guarda che è veramente sconcertante. Comunque devo dire che non è facile svolgere la professione del parcheggiatore a Palermo. Questo, ma ovunque però. Oggi stavo al parcheggio, mi arriva uno, gli faccio manovre, carica, vieni, frena. Dico solo 5 euro. Questo dice no, io a te non ti pago perché c'ho il talloncino del parchimetro. Cioè tu vieni col talloncino dentro al parcheggio mio. Mamma mia. Cioè è come andare al Lidl con la busta di Eurospin. Ma che paragone fai adesso? Ho detto bello, mi devi pagare, dici no, non ti pago. E se ne va. Vado alla macchina perché volevo prendermi la mia rivincita. E nella macchina vedo un cartello con su scritto sono quello del talloncino. Gli ho spaccato il vetro. E sotto al cartello suo ho scritto quello mio. E che hai scritto? Lo so. Ma non si fa. Non si fa perché un cunnuto è mio. Ma che fate i cori? Ormai sono palermitano, così. Ma loro che sono loro. Ormai li conosco tutti, guarda là, guarda chi c'è là. Buonasera. Che? Quello si fuma la marijuana. No. Ecco, ma come fai a dire una cosa del genere? Ed è come ho parcheggiato. Perché? Il parcheggio era ben fatto. Ah, tu dici? Vabbè, allora... E ci abbiamo pure l'amico mio là, l'eiaculatore precoce. È la privacy, ma come fai a sapere? Perché ancora dobbiamo aprire, quello già viene. È sempre in anticipo lui. Capito, vabbè, però... Comunque io adesso me ne devo andare per cortesemente se vi potete spostare le macchine, allora... Sono seduti a vedere lo spettacolo. Sono seduti, ma io c'ho il problema. Cortesemente la escort... La escort deve stare vicino alla Focus. Ah, sì? Perché? Perché la prostituta la puoi trovare col fuoco e senza fuoco. Perché? Perché c'è a chi piace cotto e a chi piace crudo. Vado? Te ne devi andare. Vado! Eccoci di nuovo insieme, buongiorno Sicilia.
abbiamo sorriso insieme, e diamo il benvenuto a Samantha Maccarrone, esperta di investimenti in beni e rifugio. Buongiorno. Buongiorno a lei. Buongiorno. Nelle prime 2 puntate abbiamo fatto cenni preliminari, oggi entriamo nel vivo degli investimenti. Diciamo. Assolutamente sì, nelle prime puntate abbiamo spiegato la differenza tra l'oro che abbiamo comunemente in casa e l'oro da investimento, abbiamo parlato anche delle pietre preziose, quindi quelle che utilizziamo per adornare, per così dire, le donne, e quelle che utilizziamo in realtà per un investimento futuro. Ecco. Oggi entriamo più nello specifico spiegando anche come funziona il processo di creazione dei lingotti, dei tanto famosi lingotti. Perché c'è un processo di produzione. Assolutamente sì, c'è un processo di produzione, diciamo che principalmente nella stragrande maggioranza dei casi si parte dall'oro comune che abbiamo in casa, dalla lega d'oro 18 carati. Ricordiamo, come abbiamo detto nella prima puntata, che la lega d'oro 18 carati è composta dal 75% in oro puro e da 750 parti più in 1000. Di conseguenza per prima cosa si fa un processo di preselezione, di conseguenza questi oggetti vengono preparati, controllati, verificati chiaramente nel titolo, eliminati oggetti che magari non sono costituiti da oro, come le pietre preziose o sintetiche che siano, altri oggetti in metalli ferrosi che spesso adornano i gioielli, e vengono inseriti all'interno di uno strumento particolare. Questi forni li avrete visti diverse volte, l'abbiamo in sovraimpressione. Il forno di cui parliamo prende il nome di forno fusorio. Il forno fusorio è un forno che raggiunge una temperatura molto alta. Perché fonde proprio? L'oro fonde a 1064 gradi per l'esattezza. 1064. Questo è il punto di fusione. E l'oro viene inserito all'interno di uno strumento particolare che prende il nome di crogiolo. Il crogiolo. È da lì che nasce il crogiolo. Il crogiolo è uno strumento composto in botrite, quindi che non solitamente in botrite ma anche in grafite. Spesse volte viene utilizzato appunto questo minerale perché non fonde, così come succede per l'oro. Di conseguenza gli oggetti vengono fusi e a questo punto tutti diranno: abbiamo i lingotti? No. In realtà no. Abbiamo una verga, abbiamo una poltiglia di oggetti preziosi, cioè un'amalgama di oggetti preziosi sempre del titolo 750 millesimi, quindi sempre del titolo di partenza. Il titolo? Esatto. Perché titolo? Perché la percentuale del metallo prezioso componente, cioè significa che se parliamo appunto di 18 carati non è interamente oro, ma quella verga è il 75% del peso in oro, il 75%, il 25% sono altri metalli ferrosi, solitamente il rame si aggiunge. E questo crogiolo di cosa è fatto? Di grafite, lo dicevo poco fa, la grafite è appunto un minerale che permette di non fondersi alle temperature dell'oro. Quindi resiste. Resiste, esatto. Quindi una volta che abbiamo ottenuto questo oro fluido, chiamiamo così, viene inserito all'interno di appositi stampi e passa su un altro processo particolare che non descriviamo perché, credetemi, è veramente particolarmente dispendioso. Questo processo prende il nome di affinazione. Cioè come si chiama? Affinazione. Affinazione. Portiamo la lega d'oro 750 in lega d'oro 1999 millesimi, più precisamente. Caspita. E alla fine di questo otteniamo questo signorino qui. Quello lì è un lingotto. Esatto. Questo è un lingotto che è composto per l'intero peso da oro puro, quindi 999 millesimi in oro puro. Scusi, quanto vale tanto per... Ma diciamo che negli ultimi giorni abbiamo subito un bel calo di quotazione, abbiamo addirittura toccato i 61, adesso siamo intorno ai 58,50-59 grammi, di conseguenza essendo questo un lingottino da 5 grammi, il valore è di poco meno di 300 euro. Però per Bacco è già qualcosa, è piccolissimo, sono 300 euro. È piccolino, però è così. Io quello che volevo raccomandare a chiunque ci sta ascoltando, per prima cosa di non tentare assolutamente da casa a fare procedimenti simili. Non vi riscondo che mi è successo che qualcheduno mi dicesse che aveva provato. Sì, non provate minimamente, anche perché non è un gioco, e soprattutto di rivolgersi agli operatori giusti. Come dicevamo la puntata scorsa, sono
sono capitate alcune truffe di alcuni finti intermediari della Banca d'Italia, perché ripeto, la vendita dei lingotti è demandata agli intermediari della Banca d'Italia previsti dalla legge 7 del 2000, di non affidarsi a chiunque e di affidarsi sicuramente agli operatori conosciuti, come il caso del mio gruppo di Eurofollia e di tutti gli altri gruppi. Lo tenga bene, lo tengo bene evidente, è qui. Questi 300 euro che è qui. Il valore di 5 grammi di oro. Grazie a Samantha Maccarone, ci vedremo la prossima settimana. Esatto. E adesso le iniziative di questo fine settimana, alcuni suggerimenti per chi ha voglia di uscire e gustarsi un po' la nostra Sicilia. Cominciamo da Catania, per chi ama le bionde, ma insomma abbiamo capito, ma anche le rosse e pure le scure. C'è Beer Fest, il festival della birra da oggi fino a domenica, Villa Pacini, non solo birrifici artigianali ma anche eccellenze agroalimentari. Sempre a Catania, ma solo domenica 21 al Monastero dei Benedettini, Piccolo e Bello, eccolo qua, degustazione, arte, tutto per dare visibilità ai medi, piccoli e piccolissimi produttori di vino etneo e anche di olio. Andiamo a Palermo, fino al 28 c'è Hop Market, la fiera dell'artigianato nel cuore di Palermo, eccola qua, a via Magliocco. E ancora a Palermo, fino a domenica, con l'arrivo della bella stagione, c'è l'Orto Botanico, che festeggia con Zagara di Primavera, la mostra mercato di giardinaggio e florivivaismo, questa qua. Ci trasferiamo a Vittoria, dove fino a domenica per le vie della città c'è Scenica, eccolo, il festival siciliano di circo, musica, teatro, danze e performance, molto bello, questa Vittoria. A Messina invece, domenica, al Teatro Annibale Maria di Francia, alle 20, domenica, Doc Disturbo Ossessivo Compulsivo, una commedia dissacrante che ironizza sulle manie compulsive che tutti fingono di non avere, ma che poi in realtà abbiamo un po' tutti. Infine a Siracusa si apre la nuova stagione del teatro greco, ne abbiamo anche parlato al telegiornale, avete tempo fino al 4 giugno per il Prometeo Incatenato, eccolo qua, con Alessandro Bertin, interprete di grande talento ed esperienza. Guardate quanto è magnifico il teatro di Siracusa, Prometeo Incatenato fino al 4 giugno. Questo per il vostro fine settimana. Angelo, qualche altra notazione sui giornali di oggi? Guarda, c'è una notizia molto curiosa, perché dal Montana arriva la prima stretta a TikTok. È uno dei social più utilizzati, la Cina lo usa per spiarci, previste multe agli App Store che lo forniscono, ma è polemica, il bando sta violando la libertà di espressione. Insomma, c'è una grande discussione proprio per la messa al bando di TikTok. Poi ancora, non so se abbiamo il tempo di vedere. Sì, hai tranquillamente tempo. Benissimo, voltiamo pagina. Indiana Jones, il ritorno degli Evergreen, Harrison Ford ringiovanito al computer nel nuovo capitolo della saga che guida la pattuglia dei grandi vecchi. Sul set mi sento ancora utile. Poi ci sono ecco la rassegna, Harrison Ford, serie, poi c'è Michael Douglas, Robert De Niro e Liv Ullman. Liv Ullman ha 84 anni, soltanto per non fare età. E questa insomma è un'altra notizia molto curiosa che ci piaceva stamattina fare vedere. Il tempo probabilmente ancora per un'ultima notizia, perché sempre tecnologia, 5G, arriva lo scontro sulle telecomunicazioni e l'Unione Europea imponga un contributo a Netflix, Amazon e soci che usano gratuitamente la rete per veicolare i loro contenuti. Il costo del traffico dei servizi in streaming vale 40 miliardi. Quindi le telecomunicazioni vogliono i sordi, come si suole dire. Esattamente, perché hai ancora un po' di tempo se vuoi. Visto che abbiamo un po' di tempo, cerchiamo di leggere qualcos'altro, sempre dalle pagine interne. Restiamo in tema di social in qualche modo. Ferragnez, telecamere in corsia, pure in corsia. La vita della coppia e dei figli sotto i riflettori nella seconda stagione della docuserie. Viene raccontato il cancro di Fedez e l'operazione retroscena su Sanremo, svelati poi in autunno. Insomma, diventa tutto ovviamente è buono per veicolare il nome, per farsi sentire, per farsi
vedere e restare, diciamo, attualissimi. Bene, grazie Angelo Gagliano, grazie a tutti voi per averci seguito, siamo arrivati alla conclusione, ci rivediamo lunedì, buon weekend a tutti da Buongiorno Sicilia.